La breccia nell'argine dell'Orolo è già stata riparata a Castelnovo di Isola Vicentina. Qui l'altra notte, poco dopo le 23, l'acqua del torrente ha improvvisamente iniziato a salire minacciosamente, cogliendo di sorpresa gli abitanti. Verso mezzanotte il fiume ha iniziato a tracimare in più punti, ma al varco nell'argine è stato il devastante colpo di grazia. Questa parte del paese sorge sotto il livello del fiume. In pochi minuti cantine e scantinati sono stati inondati da acqua e fango. In pochi sono riusciti a spostare le auto dai garaggi interrati. Oggi in via Roma si presenta così, con tutte le masserizie infangate accumulate lungo il marciapiede in attesa di essere raccolte e smaltite. Uno scenario desolante. Aiuto mio figlio io, basta. Avete già idea di quanti i danni? 2 macchine intanto della famiglia e più il resto. È stata una fortuna che mio figlio stava finendo di giocare con l'Xbox, se no non ce ne accorgevamo nessuno. Io sono venuto giù di corsa perché mi ha chiamato lui e c'era già l'acqua che veniva giù. Qua non si è accorto nessuno, io ho suonato i campanelli, da lui purtroppo è stato troppo tardi perché era già saltata la corrente, non se n'è accorto. Le macchine sue sono rimaste sotto l'acqua, è un macello. È capitato altre volte, però non è mai successo, anche gente che è qua da 60 anni non ha mai visto una cosa del genere, insomma, ecco. E venire fuori il fiume così non è mai successo. Adesso stiamo pulendo i garage perché là avevamo l'acqua abbastanza alta, cioè ci ha coperto tutte le macchine. Fra un po' ci arriva anche il caratrazzi per la macchina e dopo arriva quello per l'altra. Adesso sì, stiamo abbastanza mettendo via il tutto, per fortuna che ci hanno fatto il deposito in fondo là e adesso sì. Una cosa Andiamo. incredibile, non ve l'aspettavate, è stata una cosa... No, infatti. Avete dato una mano, state dando una mano a chi No, abita? questa è la casa di mia moglie. Ok. E allora questo è il mio genero. Io sono venuto a dare una mano giusto per solidarietà. Qual è la situazione in È generale? un bel disastro, un bel disastro. Però insomma siamo veneti, ce la facciamo. Sì, questo meno male. Assolutamente, assolutamente. Per fortuna che siamo veneti.